Cari telespettatori, un altro appuntamento di Made in Veneto. Ci siamo portati in provincia di Verona, in modo particolare a Bovolone, e nelle mie mani c'è un pezzo di legno, perché questa puntata parleremo del distretto produttivo del legno artistico, del legno artigianale. Produrre mobili, ma non soltanto, finiture di pregio, la sua evoluzione, ma resiste ancora. Per conoscerlo e per scoprirlo, state con noi. Il distretto produttivo del mobile di legno artistico, come era definito un tempo, ma che tuttora esiste qui nella zona in provincia di Verona. Come si articola, che tipo di storia ha e soprattutto quali sono le prospettive attuali? Ne parliamo con il presidente di Confartigianato Verona, Andrea Bissoli. Grazie di supportarci, presidente. Allora, un distretto strategico, di che cosa si tratta, quando nasce, che storia ha? Allora, è un distretto che nasce, possiamo dire, nella notte dei tempi, proprio da un'esigenza di riprodurre dei mobili del 700, del 600 e dell'800. Da qui è nata una prima bottega, poi si sono sviluppate nuove botteghe e così il nostro territorio ha avuto un'espansione che fino agli anni 80 e 90 vedeva migliaia di imprese e di famiglie lavorare nel settore del mobile classico, artistico e anche fortunatamente del mobile moderno. Ora, dagli anni 90 in poi, con la crisi sia dell'euro, la crisi nazionale e internazionale, ha portato alla chiusura di tantissime imprese. Noi abbiamo dei dati che sono anche allarmanti, pensiamo solo che nella zona di Cerea in 4 anni ha chiuso un 20% delle imprese proprio specificatamente legate all'artigianato del mobile. Quindi da questo punto noi dobbiamo ripartire, siamo all'interno di un'azienda che comunque nonostante le difficoltà è riuscita a superare meglio di altre il momento così difficile. Perché hanno saputo guardare avanti, hanno saputo modernizzare la loro produzione, hanno saputo anche fare rete e fare squadra con altre aziende dello stesso tipo per poter soddisfare sempre meglio e con sempre più qualità le esigenze dei loro committenti. Visto che le richieste sono cambiate, anche gli artigiani si devono adeguare alla richiesta, mantenendo comunque la loro tradizione, mantenendo le loro conoscenze, anzi io dico diventando sempre più specialisti e specializzati nel loro settore, perché non dimentichiamo che l'artigiano è molto richiesto proprio per la sua capacità e competenza di saper consigliare, di saper dare il giusto valore al prodotto in base alle richieste del committente. Ecco, l'artigiano deve mantenere queste radici ma guardare al futuro, guardare anche al nuovo sistema abitativo, alle nuove esigenze, quindi diventare anche interprete del mondo che lo circonda. Il chiudersi all'interno della propria azienda e costruire punto e basta è un limite. Noi dobbiamo veramente girare il mondo, capire il mondo che ci circonda e in base a quello creare il nostro prodotto che sia a misura del mondo che ci circonda. Ecco, questo è un po' quello che noi dobbiamo fare, sempre però non dimenticando le nostre origini artigiane e il mondo artistico da cui proveniamo. Ed è Felice Berton, titolare dell'azienda, con la famiglia naturalmente all'interno e dei collaboratori, che ci racconta che cos'è questa realtà. Cosa fate? È una storia un po' lunga, nasce 45 anni fa, quando ti venivano a chiedere un prodotto che poi proseguiva per tanti anni. Adesso nessuno più ti chiede niente, ti devi proporre. E noi ormai da qualche anno abbiamo pensato di cambiare veramente le cose. Sempre un prodotto artigianale, sempre un prodotto fatto proprio su misura, come il sarto. Ti chiedono una cosa, tu la progetti, a volte c'è l'architetto che te porta il progetto, però tu devi essere preciso, puntuale, e questo è come si dice, il prodotto che il cliente vuole. I materiali utilizzati? Ma i più strani, i più diversi, strani nel senso che anche prodotti che a volte sembrano di poco valore, però devono essere precisi per il servizio che devono fare. Mentre una volta si conoscevano i legni classici, il ciliegio, il noce, no.
ormai pochi te lo chiedono prodotti o più pregiati o anche di meno pregio, però con decorazioni particolari, in foglia oro, intagliati con modi particolari. Questo è il prodotto. Oggi bisogna fare queste cose che il cliente vuole, che il cliente esigente vuole. C'è ancora la manualità? Sì, sempre di più ci vuole manualità, la manualità supportata anche dalla tecnologia, perché anche la macchina che una volta si snobbava, la macchina, diciamo così, che faceva certe operazioni, oggi ti dà una mano per realizzare quei particolari che poi vanno finiti a mano e che sono il pregio di queste cose. Grazie signor Berton. E con queste sagge parole noi chiudiamo anche questo capitolo dedicato al settore del legno, un settore importantissimo, visto strategico, lo è stato in passato, ma volgendo oltre i nostri confini lo è tuttora e lo sarà per il futuro, naturalmente mantenendo l'artigianalità che è un patrimonio da custodire ma anche da trasmettere. Grazie e buon proseguimento, alla prossima.